Quando senti che ti scorre l'alcol nelle vene, fermati un attimo. Quando hai la testa annebbiata, il rosso diventa nero e tutto quanto ti è intorno assomiglia ad una bolgia infernale, abbi il coraggio di rientrare a casa. Se invece resti nella mischia, diventi anche tu una trottola, una palla da biliardo, e così una piazza come il piazzale Astor diventa il tavolo di una carambola. Le stecche sono impazzite e tirano di qui e di là, a casaccio. Una partita senza squadre, senza una coppa da conquistare, se non quella del trionfo della inciviltà, del born to be wild, che significa nato per essere selvaggio, come cantavano gli Animals. Va bene a ritrovarsi a bere un whisky al Roxy Bar, ma uno, non 2, 3, 4. È la solita storia dell'estate sanleonina. A nulla servono i controlli delle forze dell'ordine, le ordinanze per non vendere alcolici dopo le 2 di notte, oppure di non venderne ai minorenni. Chi ha 14-15 anni, e sono tanti, entra al supermercato il pomeriggio del sabato e poi, durante la notte, basta dire: aspetta che ho una sorpresa sotto la sella del motorino, eccola qui, è una bottiglia, dai che festeggiamo, un bicchiere a te, uno a me, uno a quell'altro, guarda, anche loro bevono, sì, beviamo tutti. Poi una parola di troppo, ma no, hai capito male, no, ho capito bene, ripeti, chiedimi scusa, un pugno, un calcio, una bottigliata, e si aprono le danze, come in un film di Bud Spencer e Terence Hill. La polizia è lì, interviene subito, sono almeno in 15, forse 20 le persone coinvolte, che se le suonano di santa ragione. Una rissa furibonda, domenica notte alle 2, i poliziotti sono costretti a sparare in aria, come dire: ehi, attenzione, ci siamo noi, la polizia, poi pugni e calci anche per loro. 4 agenti sono contusi, uno dei rissanti, un ventenne, è arrestato. Fine della puntata, arrivederci, alla prossima!